Uniamoci alla preghiera con il silenzio e il raccoglimento. Tra qualche istante inizierà la celebrazione della veglia pasquale. Saranno posti alla nostra attenzione 4 segni: la luce, la parola di Dio, l'acqua battesimale, il pane e il vino, memoriale della Pasqua. Dopo la benedizione del fuoco e l'accensione del cero pasquale, simbolo di Cristo risorto, luce del mondo, entreremo processionalmente in chiesa. Per 3 volte il celebrante canterà Cristo, luce del mondo. Noi tutti ci uniremo nella risposta: rendiamo grazie a Dio.
Fratelli e sorelle, in questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita, la Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega. A Lui appartengono il tempo e i secoli. A Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose ci protegga e ci custodisca. Cristo Signore nostro. Amen. Amen. La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Cristo, luce del mondo.
Cristo, luce del mondo. Accendiamo ora le nostre candele alla luce nuova del cero pasquale. Cristo, luce del mondo. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo del Signore risorto.
Anche la terra gioisca, inondata da così grande splendore. La luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solenne chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare a Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il suo sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il sangue dell'agnello, che consacra con il suo sangue le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vittorioso dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o ineffabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo Figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto dalla morte di Cristo. O felice colpa che meritò di avere un tale così grande Redentore.
O notte beata, tu sola hai meritato di sapere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori e la gioia agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre. Te l'offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del cielo, frutto delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'Ape Madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome, per illuminare l'oscurità di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Possiamo spegnere le nostre candele e sederci. Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza
realizzata nella Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: «Sia la luce», e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzavano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina, quinto giorno.
Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, 6° giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel 7° giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel 7° giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la
e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò dietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte respinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare all'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube,
gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte con loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. E Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto. E il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: Cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto al Signore, Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio Padre lo voglio esaltare. Andiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, Signore è il suo nome. I carri del Faraone, il suo esercito, li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Tu lo fai entrare e lo
che per tua dimora, Signore, hai preparato. Santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda la sua vittoria. Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i Tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la Tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone. Ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco Dio è la mia salvezza,
Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingere con Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nella via del bene, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio: io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità
e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Come la cerva nera ai corsi d'acqua, così la mia anima anela a te, o Dio. L'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioia e esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, guarda con amore al mirabile sacramento di tutta la Chiesa e compi nella pace l'opera dell'umana salvezza secondo il tuo disegno eterno. Tutto il mondo riconosca e veda che quanto è distrutto si ricostruisce, quanto è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo di Cristo, che è principio di ogni cosa. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora gli strumenti musicali e le campane si uniscono alla nostra voce nell'inno di lode intonato dal celebrante. Uomini e cose cantano la gloria di Dio,
che in Cristo morto e risorto rende nuovi il cielo e la terra. Gloria in excelsis Deo.
O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati nel corpo e nell'anima siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco, 2 uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il 3° giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli 11 e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore. Saluto fraternamente i confratelli presenti, la comunità francescana che è con noi a concelebrare. Saluto la comunità neocatecumenale che è visibilmente presente qui alla mia sinistra e numerosa. Saluto la comunità di Ceneda, ma anche di Salsa, che quest'anno si è unita in questa unica celebrazione, e poi tutti i fedeli qui presenti, davvero una presenza molto bella e una celebrazione sorprendente che ci tocca il cuore. Qualche telefonata ho ricevuto oggi: allora che ora è la messa questa sera? Sì, la veglia con il vescovo. Ma il vescovo non c'è, sa, lo stiamo attendendo. Ecco, ci sentiamo un po' orfani, motivo di pregare sia ricordando l'amato vescovo Corrado, che è in Brasile, sia intercedendo per l'eletto vescovo Riccardo, che attendiamo con ansia e l'accompagniamo con la nostra preghiera. Eccoci, siamo fratelli e sorelle qui per accendere la nostra speranza, come tutte quelle fiammelle che avevamo in mano, per accendere la nostra speranza, meglio, per essere accesi di una speranza che non delude.
Non occorre dire e spiegare tanto i significati, perché questa veglia parla da sé. Questa notte è la manifestazione più straordinaria della speranza che non delude. Tutto parla di questa speranza che non delude. Ma chiediamoci francamente, noi siamo pronti a portare una speranza così? Siamo forse come le donne venute al sepolcro di cui racconta il Vangelo di Luca, che tenevano il capo chinato a terra. Si dice che i vecchi camminano guardando per terra quando si diventa vecchi. Ed è vero che il nostro sguardo è molto rivolto alle cose da fare, alla fretta, alle cose che non vanno, ai problemi che ci sono. E se ci guardiamo attorno non vediamo volti di tanta speranza, ma spesso volti tesi, nervosi, gente scontenta, lamentele. Se guardiamo al mondo poi basta pensare come ci sentiamo quando arriviamo al termine di un telegiornale. Ecco, la prima parola per noi è quella rivolta alle donne dai due angeli. Non cercate tra i morti colui che è vivo, è risorto. Questa sera siamo, in questa notte, siamo a cercare il vivente, il risorto. Signore, cambia il nostro sguardo senza speranza, togli la catarrata del grigiore, della notte, delle tenebre, della morte. Allora, cari fratelli, sorelle, facciamo attenzione alla testimonianza che la Chiesa ci offre in questa notte di veglia. La Chiesa custodisce questa notte come il tesoro più caro che possiede. È la cosa più bella che ha, questa notte. Questa notte la Chiesa si adorna di luce nuova che Cristo le dona. Questa notte la Chiesa canta e loda il Cristo che ha vinto le tenebre del mondo e la morte e annuncia che è sorto il giorno nuovo, un sole che non conosce tramonto. Questa notte la Chiesa ricorda quanto il Signore ha fatto per lei, riascolta le parole dell'amato, la sua fedeltà lungo il lungo cammino della storia. Questa notte la Chiesa rivive la sua nascita dalle acque del battesimo e ne ha sete. Questa notte la Chiesa riscopre se stessa come una sposa, amata dallo sposo fedele, che la riveste di un manto di grazia e di luce. Sentite, cari amici, nessuno di noi è nato da se stesso. Si può nascere soltanto perché generati, perché qualcuno ci genera, ci dà la vita. Nel grembo di questa Chiesa umile, Cristo ci rigenera come delle persone tornate dai morti, come dei viventi. Così il battesimo. Tra poco rivivremo proprio questo. Un giovane discepolo chiese al Maestro come poter maturare nella vita spirituale. Il Maestro lo condusse al fiume e lo immerse dentro l'acqua, tenendogli la testa sotto, così a lungo che non ne poteva più. E quando finalmente lo lasciò riemergere, il Maestro gli chiese: quando eri sotto, dentro l'acqua, che cosa desideravi? E lui risponde: respirare l'aria,
E il Maestro gli dice: quando desidererai più di tutto l'amore del Signore, sarai cresciuto nella tua fede. Rinascere nel desiderio. Ecco come possiamo rivivere il nostro battesimo. Che lo Spirito Santo susciti in noi il desiderio di essere vivi di questa vita nuova che Cristo ci dona. Ci rendiamo conto del vuoto di speranza che c'è tante volte nelle nostre esistenze e tanto attorno a noi. E desideriamo essere vivi non come coloro che vivacchiano, ma che vivono con pienezza d'essere, di senso, con pienezza di gioia, con pienezza d'amore. Sì, abbiamo bisogno, scrive Papa Francesco nella lettera dell'anno giubilare Spenus non confundit, abbiamo bisogno di abbondare nella speranza, perché la fede sia gioiosa, la carità entusiasta. Insomma, essere vivi, più vivi. Immergiamoci nell'acqua battesimale simbolicamente in questa notte, con questo desiderio umile, semplice e grande di essere vivi della vita che Gesù ci dona. Non meno di così, perché realmente siamo figli della promessa di Dio, figli della resurrezione. Questa notte canta la bellezza di Cristo risorto, che risplende nella luce del cielo qui davanti. Questa notte parimenti canta la bellezza di ogni battezzato, come in principio quando Dio creò l'uomo e la donna a propria immagine e somiglianza e disse: è cosa molto buona. E così Dio esclama di ciascuno di noi, di ogni battezzato, di ognuno che riceve questo essere vivo in Gesù. È cosa molto buona. Noi non ci rendiamo conto a sufficienza di quanta speranza Dio ha in noi. Lo capissimo un po', con quanta speranza Lui ci guarda. Perciò in questa notte possiamo lodare e ringraziare il Signore con cuore non di pietra, diceva il profeta, non più con cuore di pietra, ma con un cuore di carne, cioè vivo. Ringraziarlo, lodarlo. Ecco la Chiesa di questa notte che canta con gioia il Signore che ci dà vita. Che lo Spirito Santo ci renda viventi in Cristo, viventi che sentono ciò che Cristo sente, che hanno gli stessi sentimenti di Cristo. Ecco che cosa vuol dire essere viventi, sentire come Lui. Come Cristo, anche noi possiamo sentire speranza vera per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Speranza per questo mondo così difficile, così oscuro. La speranza che Dio ha. Ed è una speranza che non è senza sofferenza, perché fa male. Tante volte la realtà fa male, ma abbiamo speranza. È testimoniare, sono parole di Papa Francesco, in modo credibile e gioioso la fede e l'amore che portiamo nel cuore, perché ognuno sia in grado di donare anche solo un sorriso, un gesto di amicizia, uno sguardo fraterno, un ascolto sincero, un servizio gratuito, sapendo che ciò può diventare per chi lo riceve un seme fecondo di speranza. Chi è vivo è generativo, trasmette vita e la vita è speranza. Signore, fa che siamo comunità vive, che trasmette la vita che Tu doni al mondo.
Signore risorto, accendi nuovamente in noi la speranza che non delude. Fratelli e sorelle, accompagniamo con preghiera unanime la gioiosa speranza di tutti noi. Invochiamo la benedizione di Dio Onnipotente su questo fonte battesimale, perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Lorenzo, Sante Perpetua Felicita, Sant'Agnese, Santi Martiri di Cristo, San Gregorio, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, San Basilio, San Tiziano, San Martino, Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto,
Santi Francesco e Domenico, San Francesco Saverio, San Giovanni Maria Vianney, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Beato Giovanni Paolo I, Santi e Sante di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, a essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si liberava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo, perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo, innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, o Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura.
tutti coloro che discenda, o Padre, in quest'acqua per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. L'acqua è pronta, non occorre che ci immergiamo di nuovo, se non spiritualmente accendiamo le nostre candele in questo momento in cui rinnoviamo la professione del nostro credere a Cristo risorto e al suo dono di salvezza. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo, per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna, in Cristo nostro Signore.
Cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Possiamo spegnere le nostre candele. Fratelli e sorelle, illuminati dal risorto, luce del mondo, siamo chiamati a splendere davanti all'umanità che cerca vita, pace e gioia. Consapevoli di questa responsabilità, con cuore grato, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Preghiamo dicendo: Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Ricolma di grazia la tua Chiesa, che accoglie con rinnovata esultanza l'annuncio della risurrezione del Signore. Offra la luce pasquale ai cuori smarriti e tribolati. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Benedici il Papa Francesco, il nostro Vescovo eletto Riccardo e tutti i pastori della Santa Chiesa. Attingano dalla celebrazione della Pasqua nuovo impulso per il loro servizio. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Estendi il dono della pace a tutti i popoli della terra, dove regnano guerra, violenza e terrorismo, possano rifiorire vita e speranza. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accompagna i catecumeni che in questa notte ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Portino nella Chiesa il dono di una rinnovata giovinezza e siano coraggiosi testimoni della fede. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Accogli il desiderio di noi qui riuniti, la luce nuova che in questa notte santa ha diradato le tenebre del peccato e della morte, ci guidi sempre nella vita della carità. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Nella notte in cui l'amore ha trionfato sul peccato e sulla morte, è stata vinta dalla vita, ascolta con benevolenza, o Padre, la preghiera di questa assemblea e le intenzioni che ciascuno custodisce nel cuore, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra offerta sia oggi gradita a Dio Padre Onnipotente. Con queste offerte accogli, o Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per la tua grazia, ci ottengano la salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Non c'è volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, e ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il collegio episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso, nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
con cuore riconoscente e filiale al Padre ci rivolgiamo come Gesù ci ha insegnato e preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi ai nostri giorni la pace e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali viviamo concordi nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, a tutti, a ciascuno, l'augurio di buona Pasqua. Come altri nostri fratelli usano salutarsi, Cristo è risorto, è veramente risorto. Anziché buongiorno, si dicono così, Cristo è risorto, è veramente risorto, si risponde. Molto bello questo saluto di speranza. Risuoni in tutti i nostri cuori, anche nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. E l'augurio di una Pasqua di pace lo rivolgiamo al mondo intero, che quel seme che in questa terra martoriata ha dato la vita, Cristo germogli un tempo nuovo, cuori che si convertano, desideri e impegno di pace. Lo chiediamo proprio, ricordiamo Papa Francesco, la sua salute e il suo ministero. E a questo aggiungo il ringraziamento davvero di tutto cuore. Ringrazio tutti coloro che hanno animato questa celebrazione molto bella e sentita, il coro con il suo bel canto, i ministri, i chierichetti e i ministri che hanno servito, tutti coloro che hanno preparato la Chiesa con tanta cura e bellezza, il cero pasquale con l'immagine di Cristo che abbiamo nuovo, e quanti hanno dato in tanti modi. Ringraziamo i nostri confratelli sacerdoti che hanno partecipato e condiviso questo momento. E grazie a tutti voi, a tutti i presenti, grazie alla comunità neocatecumenale numerosa e di bianco vestita, ecco, segno di luce e di pace. Buon cammino a tutti voi. Saluto i cresimandi che sono qui partecipi da qualche parte, anche loro, eccoli là, sì. Saluto, e abbiamo appena consacrato l'olio del crisma anche per voi, prima per il Vescovo Riccardo e dopo, subito dopo, per voi. Quindi siete nella nostra preghiera. E la comunità di Salsa che ha partecipato a questa Santa Messa rinunciando alla veglia che si celebrava nella loro chiesa, riceve tuttavia la luce da questo cero pasquale perché possa domani accendere il cero pasquale nella chiesa di Salsa. Allora vengo là anch'io, sì. Okay. Ora, ultimo avviso, qui alla mia sinistra, al primo altare, ci sono i giovani che distribuiscono l'acqua benedetta in questa notte santa e anche una pagellina per fare la preghiera di benedizione della tavola pasquale domani o in questi giorni. Ecco, possiamo portare a casa questo segno pasquale e la benedizione nelle nostre famiglie. E su tutti invochiamo solennemente la benedizione. Cari confratelli sacerdoti, venite qui accanto a me che facciamo tutti insieme la benedizione. Visto che non c'è il vescovo, noi siamo tutti alla pari, vero? E allora facciamo tutti insieme, facciamo un po' da vescovo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen.
Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Eccola qua. Elena, fatti la foto, Tino. Ah, eccola. Qua.
10 ore.